Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Un'intera settimana di appuntamenti organizzata da UL6 Euganea in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio per questo evento e i numerosi partner che a vario titolo sostengono la nostra iniziativa. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della bellissima Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. In questa settimana parleremo di prevenzione, di promozione della salute, lo faremo approcciando questi temi da molteplici angolature con esperti di molte discipline, tra cui filosofi, medici, psicologi, esperti dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Ci rivolgeremo anche alle fasce giovanili, agli studenti, in particolare negli appuntamenti del mattino, come è avvenuto questa mattina con il professor Zanardi, e poi avremo anche la possibilità di comunicare con tutti voi, appunto grazie alle dirette, in tutta Italia. Ringraziamo le moltissime persone che ci stanno seguendo, questa mattina avevamo oltre 350 persone collegate, anche nel pomeriggio e durante la sera saremo a vostra disposizione. Tutto il programma del festival lo trovate nel nostro sito www.cambiogiocoul6.it, da cui lo potete scaricare e dove troverete anche a vostra disposizione la registrazione di tutti gli incontri. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per questo supporto. Quindi salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da remoto e anche le persone presenti in sala, e qui con noi abbiamo anche la dottoressa Marta Macchi, responsabile dell'unità operativa semplice consultori familiari Alta Padovana, che al termine dell'incontro di oggi ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre le prime domande alle nostre relatrici. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. E ora per un saluto istituzionale passo la parola alla dottoressa Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna, che ci ha raggiunti qui in sala. Benvenuta dottoressa, grazie. Grazie dell'invito, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Mariangela Zanni, la presidente del Centro Veneto Progetti Donna, il centro antiviolenza di Padova e provincia. È per noi importante essere qui stasera perché pensiamo che il lavoro di rete, il lavoro con le istituzioni sia importantissimo per affrontare anche il tema della violenza maschile sulle donne e in particolare con l'ULS noi collaboriamo da più di 20 anni appunto per affrontare insieme questa problematica che è molto presente anche nella nostra provincia. Noi siamo un centro antiviolenza provinciale e solo l'anno scorso abbiamo accolto 1210 donne di tutta la provincia di Padova, donne che vivevano per la maggior parte dei casi una violenza dentro le loro relazioni intime, dove l'autore della violenza era il marito o compagno attuale della donna che ci chiedeva aiuto. E siamo quindi in tutta la provincia, abbiamo diversi centri antiviolenza e diverse case rifugio e sportelli. Abbiamo accolto nelle case rifugio più di 50 donne e altrettanti figli minori e donne appunto che subivano violenza e che dovevano uscire dalle loro case in modo urgente e in emergenza e che non avevano un altro posto dove andare per proteggersi dall'autore della violenza. Insieme ai consultori dell'ULS 6 abbiamo questo protocollo, questa convenzione che è stata firmata, siglata per la seconda volta qualche giorno fa. L'abbiamo un po' rinnovata rispetto al protocollo iniziale del 2003 perché anche il lavoro proprio con il consultorio è cambiato, è molto migliorato. Abbiamo fatto diverse formazioni insieme proprio per condividere la metodologia ma anche le modalità positive per affrontare insieme i casi, e devo dire che ad oggi c'è una proficua collaborazione anche all'interno del protocollo provinciale che il Comune di Padova ha promosso qualche anno fa. Quindi io vi auguro una
Buona serata, e ascolterò anch'io con molto interesse perché è un tema che per me è nuovo e molto, diciamo, interessante, e sarò molto curiosa di ascoltare le relatrici, e grazie ancora per l'invito. Grazie a lei, dottoressa Zanni, e abbiamo con noi anche la dottoressa Barbara Battocchio, psicologa, psicoterapeuta e componente del comitato scientifico di Cambio Gioco. Grazie, dottoressa. Grazie. Con questo pomeriggio appunto apriamo la prima giornata della settimana della sensibilizzazione, siamo alla seconda edizione. Porto i saluti da parte del Dipartimento Dipendenze della USL 6 Euganea. Vorrei sottolineare che questo progetto fa parte di un progetto più ampio, più complesso, che è appunto il progetto Cambio Gioco, finanziato dal Ministero della Salute. Questo progetto ci permette di fare tutta una serie di attività di prevenzione come quella che vediamo oggi, ma anche attività di presa in carico, cura e riabilitazione di persone che soffrono di un disturbo da gioco d'azzardo patologico. Questa settimana vuole essere un po' un'occasione con cui condividere fra colleghi, ma anche con la popolazione, tutta una serie di pensieri legati appunto alle dipendenze. Questa mattina già il dottor Zanardi ha sottolineato, no, ci ha mostrato durante la sua relazione quanto le dipendenze, se storicamente sono sempre state associate al termine di tossicodipendenza, adesso gli studi ci confermano sempre di più quanto anche le dipendenze comportamentali hanno un po' delle caratteristiche simili. Quindi quella di oggi, come quella di domani fino a venerdì, mattina, pomeriggio e sera, saranno occasioni con cui condividere assieme dei pensieri, degli spunti per poter promuovere salute. Quindi vi lascio la parola alle esperte, che oggi ci daranno anche delle informazioni in più rispetto a un altro elemento, che è la fragilità della donna, no? E a quanto ad esempio nei servizi la donna faccia ancora fatica, no? Per vergogna, per tutta una serie di difficoltà a chiedere aiuto. Quindi buon pomeriggio, buon ascolto a tutti i presenti e anche a chi ci sta seguendo online. Grazie dottoressa Battocchio. L'intero festival è un invito a saper chiedere aiuto. Lo facciamo oggi anche con un tema particolare, perché l'incontro di questo pomeriggio si intitola Identità di genere e dipendenze, fattori di rischio e fattori di protezione. Sarà condotto da Anna Franceschini, psichiatra e psicoterapeuta, e Marina Miscioscia, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice presso l'Università degli Studi di Padova. Le ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito a dare il loro contributo. Con questo incontro cercheremo di dare risposta ad alcune domande, chiedendoci per esempio se esista una correlazione tra comportamenti a rischio e identità sessuale o di genere, o se si possono spiegare le condotte rischiose in una prospettiva genere specifica. Comprendere questi aspetti è il primo passo per attuare efficaci interventi di prevenzione e cura a sostegno delle popolazioni più vulnerabili. Prima di passare la parola alle nostre ospiti, vi ricordo che potete porre anche voi da casa delle domande oppure commentare l'incontro nei profili social, oppure potete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione e che vi leggo, 370-318-6802. Quindi vi invitiamo a partecipare attivamente, come avete già fatto questa mattina, a continuare a seguirci. E quindi lascio la parola ad Anna Franceschini e Marina Miscioscia, augurando a tutti un buon incontro. Buon pomeriggio a tutte e tutti, ringrazio per l'invito a partecipare a questo evento che mette al centro il genere nell'ambito delle dipendenze patologiche. Perché è importante parlare di genere? Faccio una piccola premessa, perché il genere è un determinante di salute, sia nelle sue componenti biologiche legate al sesso e individuali, psicologiche e socioculturali, quindi definite dal genere strettamente inteso, il genere ha delle conseguenze sullo stato di salute e di malattia di ogni individuo, quindi appunto è un determinante di salute, e le diversità di genere
implicano diversi comportamenti, ad esempio rispetto all'identità, rispetto ai vissuti, rispetto agli stili di vita e anche al ruolo sociale. Diverse ad esempio suscettibilità alle malattie, ma anche ad esempio all'efficacia dei farmaci o agli effetti collaterali dei farmaci, diversità nell'accesso alle cure e ai servizi sociosanitari in genere e anche nei vissuti di salute rispetto alla consapevolezza di salute. Questo in generale rispetto alla salute, ma anche in particolare rispetto alle dipendenze patologiche o ai comportamenti a rischio per poi sviluppare dipendenze patologiche, perché queste differenze di genere possono implicare diversi fattori di rischio e protezione, che sarà il focus del nostro pomeriggio, diverse motivazioni rispetto ad esempio all'uso di sostanze o ai comportamenti a rischio come il gioco d'azzardo, diverse conseguenze di questi comportamenti, diverse esigenze di trattamento e anche diverse esiti di trattamento, e poi ovviamente ci sono delle differenze genere specifiche, ad esempio quelle che riguardano la gravidanza e ad esempio i comportamenti a rischio. Qual è, diciamo, forse nell'ambito del genere il fattore maggiormente rischioso? Essere uomini, nel senso che il genere maschile da sempre e in tutto il mondo è quello che è più propenso ad avere comportamenti a rischio, con una sola eccezione che vedremo dopo. E quindi parliamo di gender gap rispetto alla diversa diciamo, prossimità fra uomini e donne ai comportamenti a rischio, che sia l'uso di sostanze legali o illegali, che sia ad esempio il gioco d'azzardo, rispetto alle donne. Questo gender gap si sta però riducendo nella popolazione giovanile ed è diverso comunque a seconda del comportamento che andiamo a verificare, ed è diverso anche nell'età, in diverse età. Nelle popolazioni giovanili il gender gap è particolarmente ridotto quando parliamo ad esempio di tabacco, di nicotina, di cannabis e di alcol. Nel piccolo grafico che vedete in basso, che è relativo a dati italiani del 2022, quindi recenti, e rispetto all'uso di cannabis, quindi consumo, non uso problematico, dipendenza nella popolazione giovanile, vedete che a 15 anni e 16 anni le ragazze consumano, comunque sperimentano la cannabis più dei ragazzi. L'età 15-16 anni per la popolazione femminile è un'età abbastanza a rischio, consumano ad esempio più nicotina, quindi fumano di più, e a volte si ubriacano e usano più alcol in modo rischioso dei ragazzi. Poi crescendo il gender gap si aumenta. Però ad esempio qui invece abbiamo un'altra completamente diversa fascia di età e un'altra sostanza, l'uso a rischio di alcol, e vedete invece che la popolazione oltre i 60 anni, siano maschi e femmine, hanno uno identico consumo a rischio. Questo per dimostrare appunto che bisogna considerare fasce di età e sostanze o comportamenti in modo differente. E questo invece è il caso che sempre ad ogni età vede le donne utilizzare una sostanza psicotropa in modo maggiore che degli uomini, ed è l'uso non medico, quindi senza prescrizione, degli psicofarmaci, ad esempio gli ansiolitici, le benzodiazepine. Quindi le donne ad ogni età tendono ad usarli più degli uomini. I dati che voi vedete sempre sono dati italiani, nella popolazione generale ci dimostrano che questo uso non medico, quindi senza prescrizione, sta aumentando, è particolarmente aumentato in tutta Europa durante il periodo del lockdown, sia fra maschi e femmine, però queste sono i farmaci psicotropi, sono utilizzati maggiormente, o potremmo dire misusati, quindi un uso non proprio, dalle donne piuttosto che dagli uomini. Questi sono i dati sempre del 2022 della popolazione studentesca, quindi sono proprio gli studenti della scuola superiore. Vedete che le ragazze usano molto di più dei ragazzi gli psicofarmaci non prescritti. Questi invece sono i dati del gioco d'azzardo, sempre nella popolazione studentesca, che dimostrano invece che il gender gap è particolarmente evidente, quindi a tutte le età il gioco d'azzardo e anche il gioco d'azzardo problematico è maggiore nella popolazione maschile. Perché gli uomini usano di più, o meglio, perché le donne usano di meno, hanno meno comportamenti a rischio? Perché fondamentalmente le donne tendono a qualsiasi età
a considerare certi comportamenti, ad esempio l'uso delle sostanze psicotrope, come più rischiosi e a tenersene lontani, soprattutto se sono comportamenti illegali. Potremmo dire che sono un po' più conformiste, se c'è diciamo, delle regole familiari, regole comunitarie, regole sociali o delle leggi che stigmatizzano e impediscono un certo comportamento, tendono a tenerle lontane. Però poi se c'è una normalizzazione di questo comportamento, questo ad esempio è quello che succede nelle giovani generazioni, anche le ragazze si sperimentano, e la storia ad esempio dell'avvicinarsi del mondo femminile alla nicotina rappresenta proprio questo, una normalizzazione del tabacco ha fatto sì che le donne si sperimentassero di più. Ovviamente lo psicofarmaco, che è una sostanza legale, che è prescritta, che è molto presente, pensiamo alle benzodiazepine nelle famiglie degli italiani, viene percepita come particolarmente sicura, come non è stigmatizzata socialmente e quindi è una sostanza che viene utilizzata in modo improprio più dalle ragazze che dai ragazzi per questo motivo. Un altro fattore che però distingue molto il mondo maschile e il mondo femminile è l'aspetto dello stigma. Allora, le persone che usano sostanze o giocano d'azzardo in modo problematico sono di per loro fortemente stigmatizzate, anche negli ambiti sociosanitari purtroppo, ma le donne che usano sostanze o che giocano d'azzardo lo sono ancora di più, perché in qualche modo socialmente vengono considerate delle traditrici del loro mandato sociale, il mandato di coloro che si devono prendere cura, no? Che devono avere determinati comportamenti. E questo doppio stigma, che appunto è caratteristico della cultura verso le donne, della nostra società verso le donne, ha una duplice conseguenza. Da una parte è protettivo rispetto all'avvicinarsi verso i comportamenti a rischio, perché le ragazze o le donne tendono a starci lontano proprio perché percepiscono che è un comportamento che la società non approva, meno quello degli psicofarmaci, che invece è molto tollerato. Però da un lato, e questo è un problema importante, crea sensi di colpa, crea vergogna, crea umiliazione nelle donne, che quindi molto più degli uomini tendono a non chiedere aiuto, a nascondere le loro dipendenze, perché diciamo introiettano questo stigma e lo rivolgono verso se stesso. Questo è un po' un problema, perché anche spesso le famiglie, proprio per questa stigmatizzazione sociale, se c'è una donna che ad esempio ha un disturbo di uso di alcol o un gioco d'azzardo patologico, tendono ad accompagnarla meno ai servizi, a chiedere aiuto, a vergognarsi di questo comportamento. Non succede il contrario, è la donna che accompagna il proprio partner, il proprio fratello, il proprio padre se ha un problema ai servizi. Adesso in queste due slide vi faccio un elenco focalizzandomi soprattutto sul gioco d'azzardo, ma molte cose che dico riguardano anche l'uso di sostanze, su quelle che sono in adolescenza i fattori di rischio e i fattori di protezione, le differenze di genere rispetto all'iniziazione al gioco. Allora, come abbiamo detto, gli uomini, anche i ragazzi, quindi gli adolescenti, si avvicinano di più al gioco rispetto alle ragazze, lo sentono meno rischioso e amano anche dei giochi più sfidanti, una sfida con se stessi rispetto alle proprie abilità cognitive, pensiamo anche o alla sfida con gli altri, ad esempio il gioco o la scommessa. Un fattore di rischio che riguarda sia uomini, sia ragazzi che ragazze, è la cosiddetta paghetta, nel senso che la disponibilità di soldi nei ragazzi non monitorati dai genitori è un fattore di rischio rispetto al gioco, ma ad esempio è un fattore di rischio anche per un uso di alcol, che ovviamente sotto i 18 anni dovrebbe essere 0, o anche le ubriacature e intossicazioni. Quindi la disponibilità di soldi e non monitorata dai genitori è un fattore di rischio sia per le ragazze che per i ragazzi. Ma gli studi ci dicono, sia per il gioco d'azzardo ma in realtà anche per le sostanze, che le ragazze patiscono ad esempio di più delle famiglie in cui c'è alta emotività espressa, in cui ci sono delle relazioni con i genitori non facili, le patiscono di più nel senso che sono degli fattori di rischio più forti per le ragazze rispetto ai ragazzi,
per l'iniziazione al gioco, quindi c'è questa correlazione maggiore nel mondo femminile. È vero che i ragazzi non necessariamente si avvicinano alle sostanze o al gioco solo per motivi ricreativi, edonistici, per il puro piacere, e spesso lo fanno anche i maschi in risposta ad esempio a un ambiente familiare complicato e che non facilita la loro quotidianità. Però questo fattore pesa di più come fattore rischio nella popolazione femminile. E nella popolazione anche femminile, nelle ragazze, anche l'ansia ad esempio precede il gioco, precede l'uso di sostanze. Ecco, questa è un'altra caratteristica. Le ragazze più dei ragazzi tendono ad usare sostanze o a giocare per sedare sensazioni negative, tristezza, ansia, quindi un disagio psichico, che a volte è un franco invece disturbo di tipo psichiatrico, meno invece la popolazione maschile. C'è poi, e questo vale per per entrambi i generi, ma un po' di più forse per le ragazze, anche l'ambiente familiare, un ambiente familiare che normalizza il gioco, genitori che giocano e quindi una prossimità familiare rispetto al gioco, ma varrebbe spesso rispetto anche all'alcol, un uso ad esempio problematico familiare di alcol o di fumo, di sigaretta. Anche questi sono dei fattori che poi favoriscono dei fattori di rischio per l'iniziazione ai comportamenti rischiosi per la dipendenza. L'impulsività è un altro fattore di rischio in entrambi i generi, però negli adolescenti spesso è più diciamo, un tratto di tipo maschile. Un fattore di rischio fondamentale, che è quello che differenzia molto il mondo maschile da quello femminile, è la violenza di genere. Allora, le donne che accedono ai servizi per le dipendenze hanno una percentuale altissima di storia di abusi di ogni tipo, da quelli psicologici a quelli economici a quelli sessuali, e la sostanza o anche il gioco è spesso un tentativo fallimentare di automedicarsi o di curare ad esempio depressione, disturbo da stress post-traumatico, conseguenza della violenza. Purtroppo l'uso di sostanze è un altro fattore, è a sua volta un fattore di rischio di violenza, ad esempio violenza domestica, e quindi diciamo, la violenza e le sostanze, la violenza e la dipendenza creano un circolo vizioso che è tipicamente del mondo femminile e che richiede degli interventi mirati anche sugli aspetti traumatici e di cui bisogna assolutamente tenere conto. In questo schema vediamo, vi dicevo prima, no, che le ragazze sono più a rischio di giocare o comunque di avere dei comportamenti rischiosi per le dipendenze quando questi comportamenti vengono normalizzati. Ad esempio abbiamo detto l'influenza dell'ambiente familiare, l'influenza sociale, della rete sociale. Vedete l'importanza ad esempio del ruolo dei coetanei e del partner. Allora che qui c'è una differenza di genere. I ragazzi tendono all'iniziazione all'interno dei gruppi di pari per assimilazione, diciamo per somiglianza. Le ragazze anche, ma di più sono influenzate dal partner, cioè un partner che ad esempio beve, un partner che usa sostanze illegali, un partner che gioca, e spesso è colui che inizia la sua compagna, la sua partner, spesso giovane, all'interno ovviamente di rapporti di potere abbastanza squilibrati. Ecco. Altri fattori che sono rischiosi per la normalizzazione, ad esempio del gioco nelle ragazze, però anche nei maschi, è il fatto che ci siano locali prossimi che promuovono il gioco o anche una frequentazione online. Ma una cosa su cui adesso mi soffermerò è l'atteggiamento sociale che favorisce il gioco nelle donne attraverso il marketing. Allora, il marketing è commerciale rispetto al gioco, ma potremmo dire lo stesso nel marketing, ad esempio, del tabacco rispetto all'alcol,
molto intelligentemente, devo dire, sono geniali quelli che pensano alle pubblicità, creano proprio delle pubblicità molto targetizzate, separando i generi, quindi intervenendo o sui maschi o sulle femmine. Ad esempio gli uomini, soprattutto i giovani, sono target privilegiati per le aziende, per i siti web che promuovono scommesse e poker, che sono giochi prevalentemente del mondo maschile, e li promuovono, e qui in questo studio ci parla di metafore, no? La metafora sportiva, la metafora che dice che praticamente scommettere sulla propria squadra del cuore, qualsiasi sport sia, è un modo per dimostrare in qualche modo vicinanza alla propria squadra e dimostrare di essere dei veri fan e quindi con quasi un'azione sportiva. Sono delle pubblicità che promuovono stereotipi di genere in cui gli uomini sono degli attori centrali, le donne molto oggettivate, molto anche dal punto di vista sessuale. E sono delle pubblicità che riproducono un po' un'immagine di potere maschile su quello femminile, ad esempio anche quelle del poker promuovono uomini eleganti, sofisticati e donne seminude in bikini. E un'altra metafora è quella ovviamente del mercato, cioè del business, cioè se giochi vinci, se scommetti vinci e ti arricchisci, e l'altra è molto interessante, è quella del gioco d'azzardo come qualcosa di naturale, come qualcosa di istintivo, quasi proprio del mondo maschile, qualcosa che quindi quasi ineludibile, e questo è stato analizzato come che favorisce molto, ad esempio nei giovanissimi, l'impulsività dello scommettere prima e dopo la partita della squadra del cuore. Però il marketing si focalizza anche sulle donne, quindi c'è tutta un tipo di pubblicità che promuove dei messaggi, dei colori, delle immagini che sono rivolti al genere femminile, e devo dire che anche tutta la promozione delle sale bingo, non sono partite ad esempio nel mondo anglosassone, ma arrivate anche in Italia, di luoghi adatti alla socializzazione, posti anche non in luoghi troppo connotati, che potrebbero essere quelle delle donne, o le slot machine nelle sale bingo o nei bar o nelle tabaccherie, sono tutti modi per diciamo, avere come obiettivo l'acquisizione di sempre più donne che giocano e facendole sentire adeguate senza che si vergognino. Qui vi mostro alcune immagini proprio di pubblicità che vedete come normalizzano il gioco, quindi donne sofisticate, donne che bevono, quindi c'è molto la correlazione gioco-alcol, belle, anche donne empowered, donne che hanno il potere, il controllo della propria vita e quindi si possono permettere di scommettere. La donna seduta sulla poltrona viola è una donna australiana, una specie di anchor woman, che è diventata appunto la donna immagine di un'azienda, di una grossa azienda di scommesse, e promuove appunto le scommesse fra le donne. Le donne tendono a giocare meno, cioè a scommettere meno, anche se le giovanissime si stanno più avvicinando proprio grazie a questa maggiore pubblicità. Sempre una influencer australiana l'anno scorso promuoveva le scommesse facendo questa dichiarazione: a me non interessa, però siccome interessa il mio compagno, allora scommetto anch'io. E io ho pensato, sono veramente geniali, cioè sanno che le donne, le ragazze si fanno fortemente influenzare dal proprio partner, e quindi il messaggio per promuovere le scommesse è: non farlo per te, farlo per lui, che è esattamente quello che non vorremmo più sentire. Aspetta, ho saltato, sto chiudendo, un breve cenno che poi insomma sarà l'argomento della relazione successiva. Sempre di più finalmente si sta ponendo attenzione anche nell'ambito della medicina genere specifica, nell'ambito delle dipendenze, diciamo, alle popolazioni minoritarie di genere, perché anche queste si tratta di persone che in base al loro genere e anche l'orientamento sessuale
possono avere dei fattori di rischio di tipo sociale rispetto al comportamenti appunto come il gioco o l'uso di sostanze, per una questione di stress di tipo sociale proprio in quanto minoranze, di cui però parlerà meglio la collega che mi seguirà. Vado a concludere, ecco, anche l'ONU da anni in varie risoluzioni pone l'attenzione sulla necessità che nel mondo delle dipendenze tutti gli Stati membri pongano attenzione alla popolazione femminile, alle altre popolazioni vulnerabili, e tenendo conto appunto delle differenze di genere, delle differenze dei bisogni, della necessità di diminuire la stigmatizzazione, di diminuire i pregiudizi, in modo tale che donne e altre popolazioni vulnerabili possano avere accesso alle cure in modo equo, e che sempre di più venga promossa la ricerca ma anche la raccolta dati per poter poi al meglio costruire dei processi, dei programmi di prevenzione a livello nazionale e internazionale, o dei programmi di cura adatti, appropriati a queste popolazioni. E con questo vi ringrazio e lascio la parola alla collega. Grazie dottoressa Franceschini, lasciamo la parola adesso alla dottoressa Miscioscia che continuerà il vostro intervento congiunto. Grazie. Ricordo intanto a chi ci segue da casa che potete rivolgere le vostre domande alle nostre relatrici che verranno lette al termine della loro relazione. Prego dottoressa. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora io vado in continuità con la presentazione della collega. No, non funziona? Ah, ecco. E prima appunto di iniziare io ci tengo sempre, come dire, a fare un po' attenzione al linguaggio, è una cosa appunto alla quale ci tengo, e ho inserito una piccola slide, diciamo così, che è un glossario di sopravvivenza, nel senso che io farò riferimento a minoranze sessuali, minoranze di genere, però che cosa noi intendiamo appunto per minoranze sessuali, minoranze di genere, e appunto la loro distinzione, no? Perché tutti conosciamo LGBTQIA+, insomma, come sigla, ma che cosa vuol dire? È appunto una sigla che al suo interno racchiude una complessità, appunto persone lesbiche, gay, bisessuali, asessuali, che fanno appunto riferimento ad una dimensione della identità sessuale globale dell'individuo, che è l'orientamento sessuale, quindi la scelta diciamo romantica o sessuale di attrazione verso un'altra persona, che sia appunto dello stesso sesso o di sesso opposto, o entrambi i sessi, oppure asessuale. E invece per minoranze di genere ci riferiamo ad un'altra dimensione dell'identità sessuale, che è quella dell'identità di genere. Ci sono persone che hanno una percezione intima e soggettiva appunto della propria identità di genere come congruente al sesso assegnato alla nascita. Tutti noi, insomma, quando nasciamo, sulla base diciamo della biologia XXY o dei genitali, appunto, c'è un genere che poi viene inserito appunto nei nostri documenti, che ci identifica come femmine e maschi, no? E quindi per la maggior parte della popolazione appunto c'è una congruenza tra la propria identità di genere e avvertita, appunto vissuta, e il sesso assegnato, il genere assegnato alla nascita, il sesso biologico. Per altre persone invece c'è un'incongruenza, o vivono all'interno, come dire, di uno spettro che possiamo definire di varianza di genere, per cui appunto la dimensione intima e soggettiva dell'identità di genere non è congruente appunto con il sesso assegnato alla nascita, e quindi parliamo di persone transgender, queer, e in realtà rientrano anche nelle minoranze di genere un'altra, diciamo, parte della popolazione, che sono appunto le persone intersessuali. Ecco qua.
E quindi ecco questo primo glossario di diciamo sopravvivenza che identifica appunto persone sulla, come dire, ampio spettro della loro identità sessuale, appunto o per orientamento sessuale o per identità di genere. E da questo punto di vista faccio una breve premessa sul benessere psicosociale, perché numerosi studi hanno da tempo, insomma, osservato che le persone LGBT+, tra l'altro quel più sta ad indicare il fatto che il linguaggio è in continua mutazione, che ci sono, come dire, anche degli aspetti che ancora, come dire, si stanno scoprendo o sono appunto in corso un po' di immersione, diciamo così, per cui ci possono, oltre a appunto gli orientamenti che ho indicato, ci possono essere altri orientamenti appunto sessuali, come per esempio pansessualismo o altre appunto identità di genere. Quel più sta proprio a indicare una dimensione inclusiva, appunto, che non si ferma solo a ciò che è rappresentato in quella sigla. Le persone appunto LGBT vivono in qualche modo una prevalenza, una sproporzione ma particolarmente alta di problematiche psicopatologiche, tra cui disturbi da uso di sostanze, dipendenze comportamentali, tra cui appunto ad esempio l'uso problematico di internet e la dipendenza da gioco, e questo è un elemento che nella letteratura appunto è emerso in maniera insomma consistente, importante nel corso degli anni fino appunto a lavori più appunto dell'ultimo periodo. In particolare la letteratura evidenzia anche delle differenze. Per esempio le donne lesbiche e bisessuali hanno un rischio particolarmente più elevato di sviluppare abuso d'alcol o altre dipendenze da sostanza, mentre gli uomini gay e bisessuali hanno un rischio significativamente maggiore per i disturbi da sostanze rispetto agli uomini eterosessuali. Rispetto invece alla dimensione delle minoranze di genere, gli individui cisgender, e per cisgender si intende appunto persone cui identità di genere e il genere assegnato alla nascita sono congruenti, quindi rispetto agli individui cisgender le persone transgender o gender diverse sperimentano una maggiore incidenza di problemi di salute mentale, tra cui depressione, ansia, uso di sostanze, ideazione anticonservativa o veri e propri tentativi di suicidio. E come mai c'è questa disparità appunto all'interno della salute psicosociale, della salute mentale? Ci sono ormai prove appunto in letteratura evidenti rispetto al fatto che la discriminazione e la stigmatizzazione svolgono un ruolo nella predisposizione degli individui non eterosessuali e non cisgender alle disparità della salute. Proprio in ambito di salute globale. Inoltre appunto le esperienze di violenza, i sentimenti di insalubrità, stress percepito sono tutti fattori che contribuiscono, quindi fattori di rischio che contribuiscono a tassi più elevati di comportamenti di dipendenza all'interno appunto della popolazione LGBTQIA+. La collega faceva riferimento ad uno specifico stress cronico che è il minority stress, che è uno stress cronico che le minoranze proprio nella dimensione appunto di minoranze vivono, ed è appunto anche per le minoranze di genere e sessuali uno stress cronico che deriva dal fatto di essere costantemente sottoposti a uno stigma sociale. Uno stigma sociale che provoca insomma diversi esiti negativi sulla salute, ed è un modello molto complesso che vede in interazione tra di loro dei fattori di rischio o stressor appunto che possono essere distali o prossimali, in particolare per esempio episodi di discriminazione dovuti per esempio immaginiamo ad una situazione di disparità anche di accesso per esempio avere dei documenti che hanno il genere corrispondente appunto all'identità
identità di genere, oppure situazioni per esempio di situazioni magari ecco, di violenza oppure di rigetto all'interno della famiglia o del contesto dei pari, episodi di vittimizzazione primaria e secondaria o appunto sperimentare un ambiente che non sostiene l'affermazione appunto della persona. Oltre a stressor poi che possono essere prossimali e che fanno riferimento poi all'internalizzazione, interiorizzazione di alcuni processi appunto di stressor, di discriminazioni o aspettative negative rispetto a quello che io posso vivere, subire, e questo è particolarmente vero anche rispetto all'accesso ai servizi. Mi aspetto appunto che per esempio non utilizzeranno pronomi giusti, insomma, no? Riferiti appunto alla mia identità, non mi chiederanno per esempio qual è il nome di elezione e utilizzeranno magari ecco, pronomi non corretti e faranno riferimento ai documenti, insomma, ecco, e non al genere di elezione, e di conseguenza questo fa sì che appunto non desidero poi entrare e chiedere aiuto nei servizi, insomma. Quindi in qualche modo le aspettative negative di come io posso essere percepito, trattato in varie situazioni. Ovviamente poi tutti questi elementi, appunto, che siano prossimali o distali, hanno una appunto correlazione con esiti negativi sulla salute che possono emergere come appunto conseguenza di diversi elementi e interazione appunto tra loro. Io poi mi sono soffermata, appunto vi porto dei contributi di revisione sistematica della letteratura, perché voglio evidenziare un aspetto importante, nel senso che appunto la collega parlava di studi che appunto, cioè una mole di dati che proviene insomma da decine e decine di anni, insomma, di studi su questo, dove diciamo così si incontra un particolare bias, insomma una problematica all'interno di questi studi rispetto al fatto che per esempio tra le domande proprio descrittive, demografiche, molto spesso si chiede alla persona il genere, senza specificare appunto se il genere che fa riferimento alla propria identità di genere o appunto il sesso o genere assegnato alla nascita, e questo crea appunto in numerosi lavori una difficoltà poi di utilizzare i dati in maniera integrata. E c'è una revisione molto recente del 2023 che infatti fa emergere un po' questa problematicità rispetto al fatto che appunto alcuni dati sono stati reperiti e registrati in maniera molto diversa appunto tra gli studi. E tra l'altro poi per esempio di questa revisione che ha valutato 6 articoli appunto sull'utilizzo del gioco nella popolazione LGBTQI, e vedete appunto la sigla ampia, ha osservato che di questi 6 articoli 2 studi hanno rilevato che le minoranze sessuali possono giocare più dei soggetti eterosessuali, uno studio ha scoperto che le minoranze sessuali con gioco d'azzardo patologico erano a rischio di una maggiore compromissione. Al contrario, invece, un altro studio ha trovato un'associazione negativa tra gli uomini delle minoranze sessuali e la gravità del problema del gioco d'azzardo, e un altro studio ha scoperto che il legame dipendeva dal genere. Questo io l'ho lasciato così, nel senso che non è specificato appunto se il genere nel quale la persona appunto poi si identifica come identità di genere o genere appunto assegnato alla nascita, quindi il sesso biologico, e fa riferimento al fatto che appunto gli uomini eterosessuali giocavano d'azzardo più degli uomini gay, ma le donne eterosessuali giocavano meno delle lesbiche. Qui probabilmente questo lascia intendere che c'è un'intersezione appunto tra l'aspetto di genere e di orientamento sessuale, però non è esplicitato, insomma, non è definito in maniera chiara. E infine uno studio ha rilevato che il gioco d'azzardo eccessivo non differisce tra le persone eterosessuali e non. Quindi vedete che già in una
revisione della letteratura molto puntuale che andava appunto ad analizzare il gioco d'azzardo, solo 6 articoli sono appunto emersi come leggibili appunto per gli obiettivi di questo studio, e vedete che appunto non arrivano tutti alla stessa sintesi. Al di là delle debolezze metodologiche, un'altra revisione ha riscontrato che i risultati relativi al comportamento del gioco d'azzardo negli individui che appunto appartengono alle minoranze di genere e sessuali tendevano a essere incoerenti. In alcuni studi è stato dimostrato appunto che c'è un rischio maggiore di problematiche e danni legati al gioco d'azzardo, in altri invece non c'è stata nessuna associazione o è stato dimostrato il contrario. Questo pone appunto secondo me un elemento molto, molto importante a cui faceva riferimento anche la collega prima, cioè al fatto che dobbiamo, come dire, la medicina genere specifica, mi verrebbe da dire anche la psicologia genere specifica, deve in qualche modo, no, lavorare ancora molto anche da un punto di vista di ricerca e di come vengono reperiti e organizzati i dati, proprio anche per cercare di capire con maggiore precisione quali possono essere i moderatori contestuali, cioè sappiamo che effettivamente esistono dei fattori di rischio, cioè sull'aspetto che riguarda per esempio il minority stress, il gender o appunto il sexual minority stress, questo sappiamo che è un dato, è un elemento di rischio. Però quali sono poi più specificatamente i moderatori contestuali, quali invece fanno riferimento più ad aspetti che appartengono più precisamente magari al funzionamento dell'individuo, oppure altri appunto elementi che vanno proprio nell'intersezione tra questi aspetti, e soprattutto quando, come dire, quali possono essere i fattori di protezione che poi appunto possono moderare o mediare questa relazione. Per esempio ci sono dei fattori che non sono ancora esplorati, che rendono appunto gli individui appunto delle minoranze di genere sessuali vulnerabili o resistenti ai danni legati al gioco d'azzardo, un po' come ne stava parlando prima la collega a proposito appunto della donna, no? Tuttavia, data la qualità dell'intera letteratura, è ancora possibile che questi risultati incoerenti siano semplicemente il risultato di una debolezza metodologica, e qualcosa appunto deve ancora emergere. Un altro lavoro molto interessante e importante che appunto ha indagato proprio in 7 paesi dell'Unione Europea questi elementi, disconferma una sovrapposizione delle dipendenze comportamentali nei gruppi di minoranze sessuali, quando si controllano appunto una serie di variabili demografiche e psicosociali. Tuttavia, da uno screening effettuato esiste una positività che appunto è risultata più frequente negli individui LGBT+, sia per quanto riguarda il gioco d'azzardo, l'uso problematico di internet, e per le donne il gioco d'azzardo problematico. Tra le donne la condizione di minoranza sessuale in generale è risultata significativamente associata al gioco d'azzardo e al comportamento di gioco quando appunto si controllava per età e nazionalità, cioè più è complesso fondamentalmente la rete dei dati che noi inseriamo all'interno dei modelli di moderazione, mediazione eccetera, tanto più questo ci dà un risultato completo. Tuttavia per esempio diventa un elemento che è ancora molto difficile e che poi riporterò un po' nelle mie conclusioni, e come vengono e se vengono rilevati determinati dati. Le attività online sono state descritte in ricerche qualitative come parte dell'isolamento sociale dei giovani LGBT, quando subiscono lo stigma della società circostante, e il risultato di questo studio indica anche una percentuale più elevata di gioco d'azzardo problematico e di comportamenti di gioco tra le donne appartenenti alle minoranze sessuali. Solleva la questione appunto se le donne appartenenti a minoranze sessuali si impegnino in attività elettroniche come modo per affrontare il disagio psicologico, lo stigma e l'isolamento. Alcuni autori recentemente, tra cui Stanley
hanno recentemente riportato una differenza tra individui eterosessuali. Il rischio di disturbo da gioco d'azzardo aumenta con l'età e tra gli individui appartenenti alle minoranze sessuali. Le donne lesbiche e bisessuali appunto hanno un tasso di partecipazione al gioco d'azzardo e di disturbo da gioco d'azzardo più elevato rispetto alle donne eterosessuali. E questo studio che appunto ho inserito, che riprendeva anche la collega, indica che gli individui LGBT possono giocare d'azzardo con una prevalenza leggermente inferiore rispetto alla popolazione generale. Per i tipi però di gioco di azzardo esiste invece una differenza di genere che è stata appunto osservata. Inoltre poi appunto rispetto al dato che riguarda l'identità di genere, gli intervistati che hanno genere assegnato alla nascita maschile hanno mostrato una variazione significativamente maggiore per il numero di tipi di gioco d'azzardo praticati rispetto alle persone assegnate femmine alla nascita, questo indipendentemente dall'identità di genere, e quindi suggeriscono questi dati che l'identità globale sessuale nel suo complesso possa essere un fattore di comportamento di gioco d'azzardo tra gli individui più che specificatamente l'identità di genere all'interno della popolazione. E arrivo un po' alle conclusioni appunto del lavoro, nel senso che, come avete visto, esistono tanti studi, alcuni che arrivano ad una conclusione che dice sì, esistono delle differenze, no, in base all'identità di genere o delle differenze in base all'orientamento sessuale, alcuni studi che mettono tutto insieme senza specificare troppo, insomma, ecco, l'intersezione di questi dati, e questo ci porta al fatto che probabilmente su questo abbiamo ancora bisogno di produrre, insomma, ecco, ricerca e di farla, come dire, migliorando un po' la metodologia, un po' abbastanza la metodologia. È importante inserire infatti questo nella pratica professionale in generale, non solo per quello che riguarda il gioco d'azzardo, ma per tutte le problematiche, l'inclusione dei dati che fanno riferimento appunto a sesso assegnato alla nascita, identità di genere, orientamento sessuale. Adesso magari, se pensate alla vostra pratica clinica, insomma, magari provate a pensare a quante volte recuperate, ecco, queste informazioni, però sono degli elementi importanti, soprattutto anche poi per comprendere meglio a che cosa si associa lo stress, l'aspetto del disagio emotivo e il rischio associato. E questi esempi appunto illustrano che una comprensione completa dello stigma, che appunto abbiamo definito che è un fattore di rischio, richiede una considerazione esplicita delle sue manifestazioni che sono strutturali, lavorando però sul potenziamento dei fattori di protezione. Grazie. Grazie alla dottoressa Anna Franceschini e alla dottoressa Marina Miscioscia per questo prezioso intervento, prezioso perché oltre a fornire molti elementi scientifici, ricerche e studi, è un incontro anche che consente di parlare di questi aspetti che spesso invece permangono un po' sotto traccia, e quindi questo è un messaggio molto importante che vogliamo mandare da questo festival, proprio perché le persone che sentono di appartenere a qualche minoranza possono sentirsi viste, ascoltate ed eventualmente poter chiedere aiuto se ne sentono il bisogno. Quindi grazie per questo intervento, però lascio la parola alla nostra ospite in sala, la dottoressa Marta Macchi, responsabile dell'unità operativa semplice consultori familiari Alta Padovana, per una considerazione, se vuole, anche la prima domanda alle nostre relatrici. Poi ce ne saranno altre dal pubblico che ci sono arrivate. Se posso farei due domande alle relatrici, una per intervento molto, molto breve, però credo che entrambi gli interventi meritino una piccola riflessione. Rispetto al primo intervento volevo riprendere la parte in cui ha introdotto la violenza di genere e l'aspetto relativo alle donne dell'influenza che hanno i partner sull'avvio della dipendenza, e la domanda che le volevo fare era relativa proprio alla riflessione sulla dipendenza anche in termini di dipendenza affettiva, non solo dipendenza da sostanze o dipendenza da gioco, e come anche questi aspetti entrano nella valutazione più globale. E rispetto invece al secondo intervento, proprio di cuore da operatore che lavora nei servizi, in un servizio che lavora con le famiglie, con gli adolescenti, con i minori, proprio il pensiero di dire come possiamo aiutare
tutte le persone a sentirsi accolte e accettate ad arrivare ai servizi, perché questo aspetto dello stigma lo sento molto forte nella pratica clinica e quotidiana, e quindi credo che sia necessario anche per noi imparare a capire come poter facilitare l'accesso a tutti i servizi, proprio per l'alta incidenza delle problematiche psicopatologiche che ci ha illustrato, e quindi poter cominciare a avere qualche aiuto e qualche riflessione in più su questo. Grazie per gli interventi, perché sono stati veramente molto ricchi di spunti. Allora, rispetto alla questione della relazione con il partner, molte donne che ad esempio accedono ai servizi per le dipendenze, quindi che hanno una storia o di gioco ma soprattutto rispetto all'uso di sostanze, sono iniziate dal proprio partner, anche in giovanissima età, e questo sicuramente all'interno, come dicevo prima, di relazioni molto squilibrate, in cui la donna, per mantenere la relazione, per compiacere il compagno, accetta di condividere un comportamento a rischio che magari percepisce sicuramente più rischioso di quanto lo percepisca il compagno, e spesso quindi la sostanza diventa un oggetto relazionale che quasi fonda poi la relazione, e spesso il partner non gradisce che la sua compagna magari acceda ai servizi, diventa un ostacolo e diventa sicuramente un elemento per i professionisti che poi collaborano, che prendono in carico le donne, da prendere in considerazione, perché ovviamente il rischio è che se si interviene a gamba tesa, quasi in modo direttivo, dicendo di scegliere la donna, il rischio è che poi all'interno appunto di queste relazioni molto squilibrate, che purtroppo sono frequenti, anche nelle giovani generazioni, la donna o la ragazza scelga il partner, e spesso all'interno poi di queste relazioni la violenza è presente e è quasi accettata da entrambi, perché le donne che usano sostanze hanno fortemente interiorizzato lo stigma, gli stereotipi e i pregiudizi, per cui in qualche modo percepiscono di essere meritevoli, anche di essere oggetto di maltrattamento, e l'uomo, il partner, spesso pensa che effettivamente se lo meritano e se lo vadano a cercare, e questo purtroppo è una cosa che abitualmente anche nei media vediamo, quando c'è una donna che viene aggredita, una ragazza che viene aggredita perché è intossicata, le viene ad esempio da alcol, viene spesso responsabilizzata, no? Perché per essere stata aggredita in quanto intossicata. Ecco, questo stigma che è ancora presente, fortemente interiorizzato, favorisce la violenza all'interno di queste relazioni di coppia, che sono relazioni in cui il potere è assolutamente in mano all'uomo rispetto alla donna. È più facile invece che ad esempio gli utenti dei servizi per le dipendenze maschi abbiano una compagna che non usa sostanze, ecco. E questo non significa che sia così ovviamente per tutti, però diciamo che le analisi, la statistica, insomma l'epidemiologia ci dice che c'è questa sostanziale differenza, ecco. Allora, rispetto alla sua domanda, allora, è un tema, come dire, molto importante, no? Per due aspetti. Uno, come dire, secondo me, che va sull'area, diciamo, degli operatori sanitari, insomma, no? Sul fatto che è importante una formazione continua e quindi un'attenzione appunto genere specifica, da dire anche rispetto, come dire, come dicevo prima, un po' della raccolta dei dati, ma anche poi nelle tecniche, insomma, per esempio l'attenzione all'uso dei pronomi, in generale l'attenzione all'affermazione, all'autodeterminazione delle persone, quindi non dare per scontato, per esempio, appunto, no, di comprendere, di avere, come dire, compreso qualcosa dell'assumere, appunto, non so, di una persona
persona come dire, dall'abbigliamento, insomma, ma per esempio, insomma, chiedere per esempio con che pronomi desideri o lei desidera, insomma, che mi rivolga, per esempio, cioè questo permette al fatto, come dire, di fatto alla persona di sentirsi accolta, di sapere, come dire, che di queste cose se ne può parlare con naturalezza, insomma, ecco, quindi può sembrare una cosa scontata, banale, ma non lo è assolutamente. E quindi molte persone non accedono ai servizi, c'è una disparità da questo punto di vista per paura, per esempio persone transgender, appunto di non essere, insomma, si utilizza questo termine misgendering, insomma, no, di non, che le persone non si riferiscano utilizzando i pronomi corretti o l'utilizzo dei pronomi, quindi sicuramente serve attenzione da parte appunto di noi professionisti a questo. Dall'altra parte, appunto, come concludevo, insomma, l'attenzione un po', come dire, agli aspetti strutturali di sistema, no? A proposito della domanda di come sensibilizzare le famiglie, allora in generale come sensibilizzare appunto gli altri significativi, se vogliamo pensare in un'ottica evolutiva, no? Nel senso che l'aspetto che ho citato del minority stress, appunto ovviamente come dire, provocare uno stress cronico proprio per l'esposizione cronica, lunga, no, a determinati stressor che possono appunto iniziare anche in tenera età, quando magari appunto, no, un genitore, una famiglia appunto si accorge di alcuni aspetti, come dire, che non rientrano in quello che tipicamente è come dire, tipico appunto per la cultura, no? Che non ricade nelle norme di genere, eccetera. Quindi già da piccolini alcune persone possono appunto vivere una situazione appunto di malessere, di non accettazione. E quindi serve, come dire, anche in questo senso una formazione per le famiglie, insomma, politiche strutturali anche, no? Rispetto per esempio alle scuole, l'importanza della carriera alias, insomma ci sono tanti elementi che in qualche modo sostengono il fatto che appunto si può lavorare con dei fattori di protezione, l'inclusione, l'accettazione, l'attenzione appunto all'autodeterminazione, affermazione di sé, sono tutti elementi che fanno sì che appunto poi la persona abbia un percorso di vita, insomma, sufficientemente buono, no? Perché appunto accolto e tanto più se poi non ci sono disparità all'interno proprio dell'accesso anche ai diritti, insomma, di base fondamentali, questo insomma fa sì che la persona possa crescere appunto sufficientemente bene in questo senso qua. Grazie. In parte ha già risposto con l'ultimo intervento la dottoressa Miscioscia, però vorrei girare una domanda che ci arriva da internet da parte di Marta, mamma di 3 bambine. La giro alla dottoressa Franceschini che dice, cito testualmente, al di là delle manipolazioni del mercato e dello stigma sociale, quali fattori di protezione può proporre la famiglia alle bambine e alle ragazze perché non soccombano al patriarcato e alla violenza di genere? Mamma di 3 bambine. Ringrazio la mamma di 3 bambine, questa domanda complicatissima. Io credo che la cosa fondamentale è la consapevolezza che ciascuno di noi deve avere, che siano genitori, che siano educatori, che siamo anche noi professionisti, degli stereotipi di genere e anche della nostra identità di genere, i nostri vissuti di genere, perché senza renderci conto nella relazione, anche nella relazione appunto con i figli o con le figlie, agiamo degli automatismi, usiamo un linguaggio che in realtà perpetua, spesso inconsapevolmente, quelli che sono i ruoli di genere definiti culturalmente e rigidamente definiti. Quindi già porsi questa domanda, dico la mamma di queste 3 bambine, è fondamentale. E poi appunto crescerle consapevoli della propria forza, dei propri diritti, del rispetto di se stesse, ma anche consapevoli che intorno a sé c'è un mondo che ancora definisce
i generi, diciamo più non minoritari, in modo estremamente rigido e appunto patriarcale. Ecco. Infatti ci colleghiamo ad un'altra domanda che ci arriva da Nicole da Verona, che girerei invece alla dottoressa Miscioscia. Dice: siamo in pieno terzo millennio, come si spiega a parere di voi esperte la permanenza dello stigma nei confronti di persone LGBT? Ne stavo parlando alla collega prima. Sì, cioè, allora, ciò che culturalmente tipicamente noi definiamo come norme di genere è molto associato a stereotipi di genere, per cui ci si aspetta ancora, come dire, che alcune cose vadano in un certo modo, cioè che l'identità di genere sia congruente al sesso assegnato, che l'orientamento sessuale appunto vada verso persone del sesso opposto. Questo è un elemento che da un punto di vista culturale nella nostra cultura è ancora molto molto presente. E sicuramente il fatto di poter parlare, di uscire in qualche modo finalmente con un'apertura anche come dire, congressi, convegni come questi, in cui c'è un'attenzione appunto alla medicina, psicologia, genere specifica, insomma, e a parlare apertamente di alcune cose, ci permette insomma un po' di andare verso una direzione diversa, ma a mio parere insomma sono cose che purtroppo ancora risentono di una cultura pregna di stereotipi di genere che dobbiamo ancora cercare un po' di scardinare. Quindi per quanto siamo appunto nel 2024, poi anche rispetto un po' a quello che per esempio riguarda anche l'area dei diritti, insomma c'è ancora molto da fare, no? E questo porta a una disparità appunto dove purtroppo le cose vengono vissute ancora in questo modo, insomma, quindi c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ringraziamo le molte persone che ci stanno seguendo, circa 200 persone sono collegate in questo momento da tutta Italia, abbiamo diverse richieste, diverse domande che vi vengono rivolte, rilancerei questa di Federico, insegnante, che dice: io cerco tutti i giorni di incoraggiare le mie studentesse, ma mi imbatto nella cattiva educazione familiare e mediatica dei maschi, ai quali sembra talvolta normale svilire il corpo e le emozioni femminili. Quindi c'è anche su questo fronte molto da fare. Quali sono i vostri consigli o le vostre opinioni in merito? Sì, ma prima stavo pensando che sarebbe anche interessante che si ponessero queste domande ai genitori dei ragazzi, no? Come educare i ragazzi, ma non solo al rispetto dell'altra, ma anche a rendersi conto che anche gli uomini vivono all'interno di un mondo che fa delle richieste congrue a degli stereotipi di genere molto forti e che magari non apparterrebbero all'adolescente, al ragazzo, e che vorrebbe magari manifestare altre modalità di relazione, altre modalità di azione, ma è costretto anche dagli stereotipi di genere che non riguardano solo le donne, ma anche gli uomini, perché il patriarcato in questo si caratterizza, no? In questa definizione molto rigida dei rapporti di potere e quasi non libera, e quindi ecco, effettivamente vanno educate le ragazze al rispetto di sé, alla consapevolezza, ma anche i ragazzi alla comprensione di quanto certi messaggi che arrivano, pensiamo appunto, come vi ho detto, dal marketing, ma dalla società intera, non è vantaggioso per loro in termini appunto di benessere, e di benessere soprattutto relazionale. Certo. Ho solo un pensiero che riguarda un po', come dire, allora, molti, come dire, nel senso comune sono portati anche a pensare che in qualche modo è durante la pubertà o durante l'adolescenza che iniziano in qualche modo ad emergere questi aspetti, ma in realtà i bambini molto molto precocemente iniziano a comprendere il mondo proprio per norme di genere e quindi per stereotipi di genere. Questo vuol dire che un'educazione affettiva e sessuale è importante da subito,
insomma, no? Perché tutti questi elementi, come dire, se attenzionati nell'età, insomma, di sviluppo che noi sappiamo, in questo la psicologia cognitiva, insomma, ha dato molto tempo fa, insomma, un'attenzione, sono cose che poi dopo tendono in qualche modo un po' a cristallizzarsi, insomma, dove è importante il rapporto, poi arriva il rapporto con i pari, la socializzazione, ma prima di tutto i bambini iniziano a capire il mondo, insomma, no? Osservando i comportamenti degli altri, iniziano a utilizzare delle etichette di genere sin da piccolini, e quindi avere in qualche modo, insomma, un po' chiaro che le femmine fanno le cose in un certo modo, i maschi fanno le cose in un altro, ed è per questo che per riuscire in qualche modo, secondo me, a lavorare, ecco, su questi aspetti, non dobbiamo dimenticarci che le cose iniziano appunto a formarsi nella mente dell'individuo molto molto precocemente, quindi non solo in adolescenza, quindi l'attenzione e l'educazione al rispetto del proprio corpo, del corpo altrui, devono poter essere, insomma, ecco, inserite molto molto presto, diciamo, nei percorsi. Sì, se posso aggiungere rispetto a questo, sappiamo benissimo che per i bambini già durante le scuole elementari, all'inizio delle scuole elementari, c'è la suddivisione maschi e femmine, gruppetti, e quindi in quella fase c'è un momento importante di osservazione e di aiuto, perché se ci sono dei comportamenti e delle differenze, no, che già si fanno presenti e che non arrivano con la preadolescenza e l'adolescenza, ma rispetto proprio all'identità sessuale sono molto anticipate, già lì si può pensare di intervenire in maniera differente, perché lì è il momento in cui cominciano a esserci delle polarizzazioni, e tenerlo presente è molto importante, non solo per i professionisti ma anche per gli insegnanti. Per gli insegnanti, per la famiglia, certo, assolutamente, per tutto quello che riguarda gli altri significativi, diciamo. Bene, grazie. Allora chiuderei questo incontro, se avete piacere, dandovi la parola per una battuta rivolta alle persone che ci stanno seguendo e alle persone che vedranno in futuro il video di questo incontro, con un messaggio, un augurio o un invito che avete piacere di fare a chi ci sta ascoltando, proprio coerentemente con il tema di oggi, che è stato molto importante aprire in questa sede del festival. Forse l'invito è la destigmatizzazione delle persone che hanno problemi di dipendenza, che credo che sia una cosa fondamentale, perché si tratta di disturbi, si tratta di patologie che possono essere curate, e tanto più se si tratta di donne e se si tratta di popolazioni vulnerabili, perché la comprensione, la vicinanza, l'ascolto è fondamentale per poi abbattere le barriere che sono molto alte rispetto alla richiesta di aiuto, che invece è fondamentale. Ma io sì, sono d'accordo, forse una cosa che mi viene in mente più per le famiglie, i giovani, è l'invito alla comunicazione, al dialogo, alla possibilità, diciamo, di parlare, di chiedere, insomma, no? Di porsi per i genitori, anche per i professori, insomma, nelle scuole, insomma, per le persone che hanno la cura, insomma, no? Delle nuove generazioni, insomma, dei bambini, degli adolescenti, cioè il porsi in una dimensione appunto di ascolto, di attenzione e di comunicare, di cercare il più possibile di aprire il dialogo, insomma, ecco, fuori magari dalle rigide cristallizzazioni, diciamo, culturali o ecco, non solo legate al genere, ma rispetto anche appunto a norme e comportamenti, quindi porsi il più possibile, ecco, in una dimensione di ascolto, perché credo che, insomma, quello sia comunicare, ascoltare, comunicare, insomma, possano essere degli elementi, insomma, ecco, importanti per iniziare anche a cambiare le cose, insomma. Bene, grazie quindi anche per questa conclusione assolutamente coerente con il titolo del nostro festival di quest'anno, cioè giochiamo
a essere umani, umanità che abbiamo veramente toccato in questo incontro, di cui ringraziamo ancora una volta la dottoressa Anna Franceschini e la dottoressa Marina Miscioscia per la loro disponibilità, grazie per aver aderito alla nostra richiesta, grazie anche alla dottoressa Marta Macchi per aver partecipato a questo incontro. Aspettiamo il cortese pubblico questa sera per il prossimo appuntamento alle ore 20:30, sarà con noi Leopoldo Grosso per un incontro dal titolo Gioco d'azzardo, la sofferenza dei familiari come risorsa per la cura. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo a seguire tutti i prossimi appuntamenti che trovate nel nostro sito www.cambiogiocol6.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Buon pomeriggio.